e poi sbaglia ad andare allo stadio. C'è chi in fondo al suo cuore lo appena, c'è chi invece c'ha un altro problema e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Insieme! E la vita è bella, basta avere l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita è strana, basta una persona che si monta la testa. È finita la festa, ma è iniziata a Casa Peiretti. Ciao amici! Bentornati a Luserna San Giovanni, bentornati a casa mia, bentornati in Rete 7. 348 80 40 254 il numero per tutte le vostre richieste, tutte le vostre fotografie che noi abbiamo il piacere di mandare in onda. Quindi i vostri saluti, usatelo questo numero, non è lì per finta. Se mandate un messaggio poi verso le 20:40, 45 lo vedete in onda. Idem per una fotografia, idem per una richiesta. Vabbè, tra un po' ci sarà qui con me Martina Risciarza, una puntata con tanta musica, con tante cose belle, con tante emozioni. Ma a proposito di richieste, sì, lo so, tra un po' giocheremo, ma tra un po'. Prima diamo spazio alle vostre idee. La prima di questa sera. Buon lavoro Paolino, vai a monitor. Vediamo, ciao Enrico, potresti cantare qualche cosa di Ivan Graziani? Grande cantante, poco considerato. Grazie Nando da Pinasca. Nando, io ci provo. Vediamo cosa succede con Mona Lisa. Di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo ora ha la bocca piena di biglietti del museo, lassù una civetta urla: ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Tutti con me. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Come fa? Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. La scuola è una gran cosa, soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato. Però un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. La cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto ed io sto torturando la tela con rasoio e con le unghie, Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona
custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa. Ora Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Tutti con me. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. Paolo, devo farti complimenti perché hai creato un video dietro pazzesco sul momento. Bravo, talmente bello che mi sono addirittura distratto e ho sbagliato l'ultimo ritornello. Bravo Paolino, fatti i complimenti a Paolino, dai. Col 348 80 40 254, è vero che chiedo sempre i messaggi per noi, chiedo sempre di mandare le richieste. Invece questa sera vi chiedo di mandare messaggi anche per coloro che non vedete, che sono dietro le quinte, che muovono i fili di Casa Peiretti, ma hanno lo stesso merito mio e sono in tanti dall'altra parte, e quindi mandate un messaggio al 348 80 40 254 per tutti i miei tecnici, ok? Perché se lo meritano, anche quando mi fanno sbagliare, perché fanno le cose talmente belle che mi distraggo. Bravo Paolo. Sono le 20:14, siamo esattamente in orario e siamo in diretta, quindi altra vostra idea e subito dopo giochiamo, ma prima andiamo a leggere questo messaggio. Buon inizio settimana ragazzi, avrei desiderio di ascoltare il tuo brano Sipario. Un abbraccio Tino e Betta. Beh ragazzi, questo è un messaggio, una richiesta che per me vale molto di più, perché tutte le volte che arriva una richiesta di qualcosa che ho inventato io, dove ho inventato la musica, dove ho inventato il testo, e soprattutto Sipario. Sipario è il brano più triste che ho scritto, il più emozionante. È una storia vera, per chi non avesse seguito le puntate di giugno, luglio, è la storia di un mio amico che stava per diventare papà, poi non ce l'ha fatta, gli è arrivato un male incredibile e ha lasciato questa terra, ha lasciato questo mondo. Ma prima mi ha chiamato a sé, mi ha detto: Enrico, prima che succeda questo, io voglio che tu, ragazzi non telefonate ancora per favore, voglio che tu scriva qualcosa per me, ma soprattutto questo testo lo dovrai far leggere alla mia donna, perché tutto c'è un dopo, a tutto c'è qualcosa che va oltre. E la canzone, adesso ve la canto con tanta emozione, Sipario. Mi ascolterai se camminerai nel bosco, mi sentirai quando respirerai nel vento. Mi toccherai nell'acqua fredda di un torrente. Quel giorno penserai che non finisce niente. Vorrei sentire nel mio sipario la tua voce, l'ultimo atto di questa folle vita. Ma adesso canta ancora, canta ancora. Ma da domani di te, giura, prenditi cura. Guardami, sarò sempre io quel ragazzo che stringevi forte a te. Ascoltami, ora vai, non ti voltare così, aiutami ad andare via per sempre da te, da me, da voi. Poi ti diranno che nostro figlio mi assomiglia e metterai quella vestaglia di Civiglia alla sera, poi davanti al fuoco
Se un giorno poi ti sentirai da sola, se un giorno vivrai un'emozione nuova, che non sia il passato a non farti capire, tu guarda avanti e non ci rinunciare. Se ci sarà un'altra casa da arredare, se ci sarà una colazione nuova da preparare, se ci sarà un altro cuore da esplorare, tu guarda avanti e non ci rinunciare. Grazie per aver richiesto questo brano. Grazie, ancora grazie a Tino e Betta, dedicatissima. E adesso, mio caro Paolo, cambiamo un attimino registro perché devo buttare giù il magone, perché andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti, gli indizi, credevi dicessi i messaggi, invece no, gli indizi per vincere lo zainetto. Vai Paolino, fammeli vedere, qui. Vediamo un po', dai Paolino, cosa? Vai. Ah, classe, dito cambio, comune carta. Sono gli indizi di un oggetto nascosto qui dentro ormai da una settimana e più. Lo so che ieri ci avete provato ma non funzionava la linea telefonica, quindi avete avuto 24 ore in più per pensarci. Merito mio che mi ero dimenticato di attaccare un cavo. Può succedere. Quindi ripeto, classe dito, cambio, comune carta. E ieri abbiamo aggiunto scarpe, oggi aggiungo un altro indizio e vi aggiungo piede, amici. Telefonate nel secondo tempo, non prima, al 378 408 0506. Telefonate soltanto quando vi do il via, solo quando ve lo dico io, solo quando ve lo dirò io, va bene? I premi sono da ritirare esclusivamente presso la sede di Rete 7 in corso Reggio Parco a Torino. Mi raccomando amici, così arrivate a Reggio Parco, vi fanno una bella intervista, finite proprio in TV, non nello studio Luserna ma nello studio vero, negli studi veri di Rete 7. E quindi amici a casa, gli indizi sono quelli. Vi aspetto nel secondo tempo. 378 408 0506. Grazie Paolo, puoi fare sparire gli indizi perché adesso devo, a parte togliere l'ombrello che è rimasto qua, scusate perché dà fastidio, mettiamo a posto il microfono, ecco qua, perfetto così. Lei è prontissima? Aspetta Martina, aspettali perché voglio farti l'introduzione, quella seria, quella professionale. Con i maschi di Gianna Nannini canta Martina Richard. Buonasera a tutti. Scusa se è poco. Mamma mia. Ciao amiche, ciao amici. Espressione malinconica e quel sorriso in più, cosa mi fai? Sai, così vicino, così immobile,
insieme ricordi. Buonasera Martina, buonasera. Buonasera. Sotto la giacca cosa avrai di più quando fa sera e il cuore si scatena? Mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox, ogni carezza della notte quasi amore. Ai maschi innamorati come me, ai maschi innamorati come te, quali emozioni, quante bugie, ma questa notte voglio farti le pazzie. Ai maschi innamorati come me, ai maschi allucinati più di me, non è mai ora di dire addio. Tutta la notte voglio farti ancora mio, sì. Martina, che inizio! Grazie, eccoci. Benvenuta, bentornata in casa Piretti. Ciao. Grazie di cuore. Ciao. Grazie. Siamo in ritardo e quindi direi solo di ricordare il numero di telefono, che è il 348 80 40 254, perché dovrebbero scriverci. Devono scriverci perché ci mandano le foto, ci mandano le richieste. Siete lì che guardate Casa Peretti, selfino e vai. Quindi anche coloro che magari ti seguono, che ti seguivano già prima, che non Certo. si osano mandare il messaggino, già, fatelo. mandatelo, che vi aspettiamo. Anche perché poi mi incontrano per strada e mi dicono: sì, ma io vorrei mandare il messaggio, dimmi come. Dimmi come. Alexia, dimmi come. Eccola qua. E qua. Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai. Per niente è facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come potrei? Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Tu non sai cos'è il rispetto se non senti il dolore.
tostissimo. Bello. Tostissimo questo, grazie. Adesso ragazzi, amici a casa, dobbiamo, visto che stiamo parlando di questo brano, abbiamo appena finito un brano, pensa Martina, è del Sanremo del 2001. Esatto. E a dirigere l'orchestra c'era Vessicchio, quindi facciamo un applauso al grande direttore d'orchestra che è stata... non Eccolo. me l'aspettavo, all'inizio Eccolo del lì. video si vedeva Grande. lui. Pubblicità, torniamo subito. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti, sono le 20:34. Martina, vicino a me c'è lo zainetto. Hai visto? Bello però, bello. Devo dire che anche i colori giallo e blu, come la Benetton di tanto tempo fa. A proposito di Formula 1, te l'ho servita su un piatto d'argento, regia. Sto parlando della Benetton, di Briatore, Formula 1. Vuoi farmi uno scherzetto? Fallo adesso. Secondo me devi farlo adesso se vuoi farlo, se no dopo perdi il tempo. Eccolo lì. Cioè, dicono, adesso dicono che praticamente con questo nuovo look io potrei essere vicino o cos'è il di Oscar? D'Artagnan, esatto, oppure a un pilota di Formula o Leclerc della Formula 1. Questo è Paolo che mi ha visto oggi per la prima volta, mi guarda, mi fa praticamente sei inguardabile e quindi tu sei Leclerc di Rete 7. Sì, okay. No, ma ultimamente come va la Ferrari spero di no. Va male? No, lasciamo perdere. Okay, non parliamo di Ferrari, ma parliamo di zainetto. Facciamo vedere gli indizi, apriamo le telefonate, facciamo tutto ciò che c'è da fare. Vai Paolino, vai, vediamo un po'. Allora, gli indizi sono classe, dito, cambio, comune, carta. Cosa c'è nascosto qui dentro? Telefonata al 378 40800506. Da adesso via alle telefonate. Di solito tutte le volte che dico via alle telefonate, non sbirciare. Poi abbiamo dato degli indizi, abbiamo detto che può essere un bel regalo, sotto Natale c'è qualcosa di importante. Poi abbiamo detto tante cose, ho detto piede. Ragazzi, dai, provate un po' a telefonare, vediamo un po'. Dai, sono le 20:36, c'è qualcuno, altrimenti andiamo già a leggere un po' dei vostri messaggi arrivati fin qui. Paolo, telefonate in 3, 2, 1. Non è possibile. Può essere da interno, può essere da esterno. Cos'è? Nessuno vuol chiamare. Nessuno che chiama. E allora noi andiamo a leggere un po' di tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai Paolino, vai, vediamo un po'. Poi nel frattempo se arriva qualche telefonata sospendiamo i messaggi. Sì. Vai, vediamo. Sanremo Giovani 2026, ore 22:35 su Rai 2, 26 partecipanti, di cui 2 liguri. In bocca al lupo, certo, va bene, in bocca al lupo a tutti i partecipanti, quelli liguri, quelli non liguri. Cioè Sanremo è la vetrina più importante d'Italia, forse d'Europa, dove ogni cantante vuole arrivare lì. E quindi allora regia, un messaggio, poi vado a rispondere. Ciao a tutti, oggi è una giornata un po' particolare, vorrei ascoltare Io Vagabondo che mi ha dedicato mio papà e vorrei pensarlo oggi con questa canzone. Un bacio a tua figlia Alessia. Ma certo, va bene Alessia, subito dopo, ok? Rispondo al telefono e poi facciamo un pezzettino dedicato di Io Vagabondo. Pronto, chi sei, da dove? Ciao Enrico, siamo Luigi da Pinerò. Ciao Luigi. Tutti. Ciao Luigi, tu hai già vinto lo zainetto. Sì. Grazie per la telefonata. Salutati, vi seguiamo sempre. Grazie per i saluti. Un abbraccio fortissimo. Anche se penso di avere la soluzione, però. No. Ciao Luigi, grazie. Ciao bello, ciao Enrico, ciao. Chiamano anche solo per salutare. È così, mi piace questa idea, mi piace. Un pezzettino di Io Vagabondo, perché è arrivato un messaggio davvero importante, quindi dai, pezzettino. Ad Alessia che l'ha richiesta per suo papà. Voglio sentirla cantare da tutti voi, da tutti. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sembra azzurra, non può essere l'età.
Dedicatissima. Cioè, un messaggio veramente che colpisce l'anima, colpisce il cuore. Allora, vediamo un po' se abbiamo qualche telefonata, altrimenti tra un po' sentiremo Martina cantare un brano bello. Essere una donna della Tatangelo. Martina, cosa vuol dire per te essere una donna? Essere una donna è difficile, sai, specialmente in questi tempi. Però è anche la cosa forse più bella del mondo. Ah, non lo so. Non te lo posso confermare, ma so perché che diamo la vita, grazie uomo-donna, però poi la vita la danno. Però ho una telefonata. Oh. Pronto? Chi sei, da dove? Pronto? Pronto? Io non riesco a sentirti, però la nostra linea funziona. Magari non prende dove sei tu in questo momento. Sono di Torre Pellice, sono Alida. Oh, ciao Alida di Torre Pellice. Finalmente una telefonata anche vicina a casa, che bello. Allora, secondo te, cosa c'è nascosto all'interno dello zaino? Classe, dito, cambio, comune, carta. Provaci. Ma è molto difficile. Io provo con gli stivali. Degli stivali. Perché stivali? Perché uno stivale, io amo gli stivali, classe. Il dito. Vai, viene la telefonata. Allora, io nel frattempo metto giù perché non si sente. Saluto Alida, ma non è un paio di stivali. Può essere verde, può essere non verde, può essere fiorita, può essere non fiorita. Basta, gliel'ho praticamente detto. Ho detto. L'ultima telefonata. Pronto? Chi sei, da dove? Riprendo lo zaino. Pronto? Allora, ferma. Devi abbassare il volume della TV, per cortesia, grazie. Pronto? Sì, ciao. Chi sei e da dove? Ciao, sono Stefania da Rondissone. Ciao Stefania da Rondissone. Bravissima, hai abbassato il volume della TV e quindi... Per favore Stefania, classe, dito, cambio, comune, carta, cosa c'è all'interno? Io lo apro già, provaci. Una pianta. Perché pianta? Perché c'è il pollice verde, sì. C'è una pianta, la pianta della classe, sì. Una pianta comune, sì. La pianta dei piedi, sì. Una pianta. Quando uno cambia il progetto, quindi cambio il progetto, come si dice? Cambiarlo di sana? Pianta. Di sana pianta, e anche c'è la pianta di canta di riso e canna di bambù. C'è una pianta, hai vinto! Dopo una settimana ce l'avete fatta, avete vinto. Adesso qua si vede male perché la pianta è verde su sfondo verde, però vi garantisco che questa è una pianta. Complimenti. Allora, siete bravissimi. Grazie di cuore. Adesso però ho bisogno che mandi un messaggio al 348 80 40 254 con i tuoi dati, il tuo numero di telefono, in modo che possiamo metterci d'accordo su quando venire a ritirare a Rete 7 lo zainetto. Perfetto, grazie, buona continuazione. Grazie, bravissima. Grazie. Regia, ciao. non abbiamo fatto attenzione, Paolo, in regia, che la pianta è verde e quindi con lo sfondo verde non si vede un tubo, però è una pianta, ragazzi. Confermo. Oh, che meraviglia. Tolto, anche perché io l'avevo messa nel tavolino di casa, sì. Ed è una settimana che mi mancava. Ecco, arrivo a casa, prima cosa che guardo è il bonsai. Oh, ma che bel bonsai. E non c'era. Allora ci fermiamo soltanto 2 minuti e poi essere una donna. Wow. Con quegli occhi attenti
certi complimenti, se sono rozzi poi ti senti offesa. Ti senti come una farfalla, un giocattolo, una palla da prendere. Ma non è amore, poco vale sentirsi come il miele da mangiare, no. Ma ti stai sbagliando, sai, son davvero un'altra cosa. Essere una donna non vuol dire riempire solo una minigonna, non vuol dire credere a chiunque se ti inganna. Essere una donna è di più, di più, di più, di più. Io non cerco un'avventura, ma il compagno che vorrei, che tra un bacio e una risata mi farà dimenticare i problemi intorno a me. Essere una donna e vuol dire provare dentro veri sentimenti, e frenare il pianto e il dolore che tu senti. Essere di più, molto di più. E frenare il pianto e il dolore che tu senti. Essere di più, molto di più. E questa era la voce. Una grande interpretazione di Martina, essere una donna, brava, Grazie. che soddisfazione. E adesso andiamo a leggere tutti i messaggi. Te l'ho già detto, brava? Brava. Abbiamo tantissimi messaggi, dobbiamo andare non di corsa, di più. Grazie a tutti a prescindere. Vai Paolino, vai. Vogliamo augurare ancora un brindisi a Giuseppina per il suo compleanno che è stato l'8 novembre. Tanti auguri da tutti noi, da Torino e Biella. Ciao Auguri! Giuseppina! Auguri Giuseppina! Auguri! Chi canta con amore per servire l'ascoltatore appassionato, agisce secondo i desideri dei cuori altrui. Saluti Rotellini Carlo. Ciao Rotellini, Ciao, Carlo. grazie. Anche stasera non ci crederai, ma mettiamo su. Sì, che ci credo. Eccoli lì. E mi fa molto piacere. Non ci credi? Metti sul 13. La giacchetta è bellissima. Grazie. Non ci credi? Metti sul 13. Meno male che ci sei tu a farci compagnia dalle 20 alle 21. Un saluto da Giorgia, Marco, Graziella da Perosa. Ciao Giorgia, ciao Marco, ciao Graziella. Bravissimi, ottima musica. Dani da Alessandria. Grazie Dani, grazie. Ma che puntata stasera. Buonasera a tutta Casa Peretti, Silvia da Montalciato, ciao Silvia. Bacino, che c'è ciao sempre, Silvia. Grazie. Buonasera a tutti voi carissimi tesorucci miei, Enrico e Martina, sono io la vostra mascotte, Chicca dalla Puglia, vi saluto e vorrei fare tantissimi auguri di buon onomastico al mio tesoro, alla mia gioia Martina, cuoricina mia, che quando canta e suona la chitarra mi fa venire la pelle d'oca e mi fa passare le mie arrabbiature. Vi abbraccio e vi auguro una splendida serata e un saluto alla mia mamma Mary. Ciao Chicca, ciao Puglia e auguri, non sapevo che oggi era San oggi Martino. San Martino. San Martino, quello del trasloco. Quello del vino. No, quello del trasloco. Fuma San Martino, vuol dire che San Martino, traslochi. è vero. Ciao Enrico e tutta Casa Piretti, anche questa sera a tenerci compagnia in allegria fino alle 21 dal tuo migliore amico Andrea di Borgomagna. Grazie Andrea. Ciao. Grazie, dobbiamo correre stasera. Sono tanti, voglio leggerli quasi tutti. Buonasera, vi seguiamo sempre. Ci dedicate una canzone? Certo, ma chi siete? Diteci il nome. Che belle Come che vi chiamate? siete. Domani vi canto una canzone ben volentieri. Andiamo avanti. Bacioni. Grazie. Buona settimana Cuccioloni, sempre speciali siete. Nonna Vale. Grazie Ciao. Nonna Vale. Ciao. Cuccioloni mi piace. Cuccioloni. Buonasera a voi, volevo ringraziare per aver cantato la canzone Vorrei incontrarti fra 100 anni. Mio papà ha gradito molto la sorpresa. Martina, auguri di buon onomastico. Buona serata da Lella e Giulia da Busca. Ciao Lella. Grazie. Ciao grazie, Giulia. Grazie di cuore. Ciao Busca. Grazie. Siamo contenti, grazie. Ciao Enrico, sono Giulia di Pinerolo, vorrei dedicare una canzone a mia mamma. Potresti cantarmi La scelta migliore che ho fatto di Sinomine? Grazie per se la fai, non la so, mi dispiace tanto, cercherò di impararla per voi, lo prometto, ok? Grazie. Ciao Casa Peretti, siamo venuti domenica scorsa alla fiera di Luserna, ma non ti abbiamo visto. Saluti da Bruno Ivana di Rossana. Dov'eri? Sono andato al sabato io, sono andato al sabato. Ciao Bruno, ciao Ivana, grazie.
Buonasera Enrico, sono Maurizio De Valera, mi fai sentire la canzone Liu degli Alunni del Sole? Perché no? Magari giovedì con Amedeo. Ok, grazie amico mio, sempre all'ascolto di Casa Peretti, un saluto, sempre viva la musica di Casa Peretti. Fabio da Bricaraggio, ciao Fabio, grazie. Grazie Fabietto, bravissimo Paolo e tutti i tecnici di Casa Peretti, Silvia Mottalciata. Ecco, questi sono i messaggi che volevo anche leggere stasera. Un abbraccio a tutti i tecnici, in particolare stasera Paolino, un bacione da Daniele Luca da Ceva. Paolino, ti chiamano Paolino, che bello, ciao Paolino, grazie Daniela, ciao Luca, viva Ceva. A Luciano e Marisa e gli altri tuoi telespettatori di Macello, cordialissimi saluti. Adriano ovviamente da Macello, grazie Enrico, grazie per la qualità musicale decisamente elevata che ci offri dal lunedì al venerdì. Wow, grazie. Questo messaggio vale tante ore spese qui dentro a creare basi, a disfarle. Vabbè. È sempre festa a Casa Peretti, bravi, saluti a tutti. Lili da Rorà, ciao Lili, ciao Rorà. Peiretti, la tua giacca stasera mi manda l'oftalmico, sempre grande. Vedi che hai fatto bene a cambiarla, tra l'altro. Abbiamo cambiato la addirittura, sì, l'abbiamo cambiata a 20 secondi dall'inizio. Ho avuto a me col pizzetto sembra più Paystar che Iron Peiretti, man. No, dai ragazzi, basta con sti cosi. Da bene, dai. A me piace, non so voi, ma a me piace. Viva Casa Peiretti amici, grazie per la bella puntata. Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao Giovanni, ciao Silvia. Ciao. Il problema è che andando avanti con gli anni la barba o diventa tutta bianca uguale, se no a piazze sembravo un panda e quindi via. Ciao Enrico, sei un grande. Martina, voce bellissima. Grazie a voi Osvaldo da Venaria Reale. Ciao Osvaldo. Grazie Osvaldo. Grazie amico mio. Ciao Enrico, tutte le sere un'ora di buona compagnia musicale e ospiti di alto livello come la Martina, che è dire bravissima. Grazie Massimo da Venaria. Ciao Massimo, grazie Massimo. Grazie. Ciao Enrico, complimenti per Casa Peretti. Potresti cantare con la bravissima Martina Un'estate italiana? Un saluto da Fabrizio Quaron. L'abbiamo fatta un mesetto fa. Se vai a cercare le puntate su YouTube la trovi e te la ricantiamo fra un mesetto di nuovo. Buon inizio di canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao Elena. Grazie. Sì regia, dai, corriamo. Bravo Enrico, bravo Martina, ottima serata. Anna da Sommariva, ciao. Anna da Sommariva, veloce. Un altro. Ciao Enrico, bello il tuo brano, molto toccante, bravo. Hai ragione a ringraziare i tecnici, fanno un lavoro importante. Un saluto a tutti i tecnici di Casa Peretti. Ciao Martina, sempre al top. Viva la Valvaraita. Ciao da Roby75. Ciao Roby75. Ciao Roby. Ciao Martina, un abbraccio e un saluto da Daniele. Post scritto un venerdì sera, grigliata gnam gnam. Organizzano grigliate senza dirmi niente. Mia. Mannaggia voi. Ciao Enrico, ciao Martina, complimenti, siete super. Un abbraccio Giuseppe da Torino. Giuseppe, quindi guardate poi Casa Peretti a casa tua venerdì e mandate le foto della grigliata. Complimenti Martina, sei la migliore. Wow. Grazie di cuore chiunque tu sia. Firmati la prossima volta. Corri, ne abbiamo ancora tanti. Ciao Enrico, che canzoni stupende. Complimenti vai. Martina, bravissima, e dimmi come. Un saluto da Simone di Borgosesia. Grazie di cuore, ero agitatissimo. Mio al prossimo, vai. Ciao Enrico, siamo Elisabetta Luigi, volevamo farti un saluto e volevamo chiederti ti amo di Umberto Tozzi, va bene? Arriverà o domani o venerdì o giovedì. Vediamo, grazie per averla richiesta, grazie per il brano Sipario, non sapevo a chi era dedicato, ma ora sapendo a chi è dedicata mi ha lasciato quella sensazione di pelle d'oca, di una storia reale e interpretata con parole tue, facendo rivivere la sua realtà. Complimenti maestro Enrico, di nuovo grazie. Tino e Betta, ciao amici miei, ciao. Complimenti Casa Peretti, brava Martina, Luisa e Nicola Cabeza. Ciao Luisa, grazie. Ciao Nicola Cabeza. Ce la facciamo ancora leggere 1. Ciao, buona serata per sempre Nomadi Ferruccio da Novara. Ciao Ferruccio, grazie. Ne abbiamo ancora tantissimi, ma il tempo è scaduto. L'ultimo oggi è il compleanno di mio figlio Lorenzo. Voglio leggere. Auguri Lorenzo, auguri. Ciao Andrea di Borgomasino. Ciao a tutti. Antonio. Salutiamo Titti e Giovanni, salutiamo tutti. Ci sono ancora tanti messaggi. Vabbè ragazzi, grazie, è finita così stasera. È finita alla grande una grande puntata. Bravo Paolo, grande Martina. Ci vediamo domani qui con me, Valentina Branca, Roberto alla chitarra, un'altra puntata insieme. Che bella questa parola. Noi e voi insieme. Grazie, ciao. Enrico Peiretti, ciao.